Gloria al Signore. Farò leggere un passo nel Vecchio Testamento stavolta. Abbiamo letto tante domeniche nel Nuovo Testamento. Leggeremo in Prima Cronache, capitolo 21, dal primo verso. Alleluia. Primo Cronache, capitolo 21, dal primo verso. Amen, l'avete trovato? Eventualmente leggerete nello schermo. Gloria al Signore. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Satana insorse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Davide disse a Joab e ai capi del popolo: andate, fate il censimento degli israeliti da Beersheba fino a Dan e venite a riferirmene il risultato, perché io ne conosca il numero. Joab rispose: l'Eterno renda il suo popolo 100 volte più numeroso di quello che è. Ma, o re, mio Signore, non sono forse tutti servi del mio Signore? Perché il mio Signore chiede questo? Perché rendere così Israele colpevole? Ma l'ordine del re prevalse contro Joab. Joab dunque partì, percorse tutto Israele, poi tornò a Gerusalemme. Joab consegnò a Davide la cifra del censimento del popolo. Vi erano in tutto Israele 1.100.000 uomini abili alle armi, e in Giuda 470.000 uomini abili alle armi. Ora Joab non aveva fatto il censimento di Levi e di Beniamino come degli altri, perché per lui l'ordine del re era abominevole. Questa cosa dispiacque a Dio, che perciò colpì Israele, e Davide disse a Dio: io ho gravemente peccato in ciò che ho fatto, ma ora ti prego, perdona la colpa del tuo servo, perché io ho agito con grande stoltezza. L'Eterno parlò così a Gad, il veggente di Davide: va e parla a Davide in questo modo. Così dice l'Eterno: io ti propongo 3 cose, scegliene una, e quella ti farò. Gad andò dunque da Davide e gli disse: così dice l'Eterno, scegli quello che vuoi, o 3 anni di carestia, o 3 mesi durante i quali i tuoi avversari facciano scempio di te e ti raggiunga la spada dei tuoi nemici, oppure 3 giorni di spada dell'Eterno, ossia di peste nel paese, durante i quali l'angelo dell'Eterno porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. Ora dunque vedi che cosa io debba rispondere a colui che mi ha mandato. Davide disse a Gad: io sono in grande angoscia. Ebbene, che io cada nelle mani dell'Eterno, poiché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così l'Eterno mandò la peste in Israele, e caddero 70.000 persone di Israele. Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla, e come questi si disponeva a distruggerla, l'Eterno volse su di lei lo sguardo, si pentì della calamità che aveva inflitto e disse all'angelo distruttore: ora basta, ritira la tua mano. L'angelo dell'Eterno si trovava presso l'Aia di Ornan, il Gebuseo. Davide, alzando gli occhi, vide l'angelo dell'Eterno che stava fra la terra e il cielo, avendo in mano una spada sguainata rivolta contro Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani coperti di sacchi si gettarono con la faccia a terra, e Davide disse a Dio: non sono stato io a ordinare il censimento del popolo? Sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità, ma queste pecore che hanno fatto? Ti prego, Eterno mio Dio, la tua mano si stenda contro di me e contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo, per colpirlo con il flagello. Allora l'angelo dell'Eterno ordinò a Gad
di dire a Davide che salisse a erigere un altare all'Eterno nell'aia di Ornan, il Gebuseo. Davide salì secondo la parola che Gad aveva pronunciato nel nome dell'Eterno. Ornan, volgendosi, vide l'angelo e i suoi 4 figli che erano con lui si nascosero. Ornan stava battendo il grano quando Davide giunse presso Ornan. Ornan guardò e vide Davide e, uscito dall'aia, si prostrò davanti a Davide con la faccia a terra. Allora Davide disse a Ornan: dammi il terreno di quest'aia, perché io vi costruisca un altare all'Eterno. Dammelo per tutto il prezzo che vale, affinché la piaga cessi di infierire sul popolo. Ornan disse a Davide: prenditelo e il re, mio signore, faccia quello che sembra bene ai suoi occhi. Guarda, io ti do i buoi per gli olocausti, gli strumenti per trebbiare come legna e il grano per l'oblazione. Ti do tutto. Ma il re Davide disse a Ornan: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo intero, perché io non prenderò per l'Eterno ciò che è tuo, né offrirò un olocausto che non mi costi nulla. E Davide diede a Ornan il peso di 600 sicli d'oro come prezzo del luogo. Poi in quel luogo costruì un altare all'Eterno, offrì olocausti e sacrifici di ringraziamento e invocò l'Eterno, il quale gli rispose mediante il fuoco che scese dal cielo sull'altare dell'olocausto. Poi l'Eterno comandò all'angelo di rimettere la spada nel foglio. In quel tempo Davide, vedendo che l'Eterno lo aveva esaudito nell'aia di Ornan, il Gebuseo, vi offriva dei sacrifici. Il tabernacolo dell'Eterno che Mosè aveva costruito nel deserto e l'altare degli olocausti si trovavano allora sull'alto luogo di Gabaon. Davide non poteva andare davanti a quell'altare a cercare Dio per lo spavento che gli aveva causato la spada dell'angelo dell'Eterno. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, una lunga lettura, però per comprendere bene bisogna leggere tutto il testo per capire anche il contesto. Davide stava attraversando un periodo di prosperità, non solo nel regno, una prosperità come re, come uomo, come anche uomo di Dio. Però sapete, quando sembra che tutto vada bene, non possiamo mai abbassare la guardia, perché abbiamo un nemico che si chiama Satana, che aspetta il momento opportuno per attaccarci. È vero? Amen. Abbiamo letto che Satana tenta Davide, incitò Davide a fare il censimento, ed era una cosa sbagliata, perché Davide aveva dimenticato che quel popolo non era il suo popolo, era il popolo di Dio. Si era inorgoglito, no? Vediamo quanti uomini ho a mia disposizione. Aveva vinto tante battaglie. Ma perché vinceva? Perché Dio combatteva per lui. Amen. E si era inorgoglito. Facciamo il censimento. Era un pensiero che gli ha messo Satana. E lui si lascia trasportare da questo pensiero, da questo sentimento. E purtroppo dobbiamo parlare di Satana anche, perché io non mi piace parlare del nemico, però parlandone comprendiamo con una certa cosa che viene solo dall'alto, intelligenza spirituale, discernimento, le macchinazioni del nemico. Alleluia. Satana significa accusatore. E questo già ci fa capire che evidenzierà i nostri difetti e i nostri fallimenti per cercare di riempirci di sensi di colpa tali da contrastare i nostri sforzi di seguire il piano di Dio. Un'altra cosa che possiamo imparare da questo episodio, da
da come si muove il nemico, Satana, e che spesso indirizza il suo attacco alla mente attraverso l'inganno e le insinuazioni. In questo caso convinse Davide che Dio avrebbe approvato il censimento, ma non era così. Satana ama indurre le persone a commettere i peccati di orgoglio e di presunzione. In tempi di tranquillità e successo è più facile perdere la nostra concentrazione spirituale, abbassare la guardia e pensare di poter dipendere da noi stessi anziché di Dio. Dobbiamo essere quindi sempre vigili. Amen. 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 Gloria al Signore. Davide si lasciò trasportare, convincere da questo pensiero che veniva da Satana. Ma come Satana, gli uomini di Dio li tenta? Sì, li attacca. Li attacca, ci attacca. Attacca i pastori, attacca gli uomini più consacrati, attacca i semplici fedeli, attacca chi si vuole consacrare. Dobbiamo comprenderlo per poterlo combattere e respingerlo. Amen. Amen. Gloria al Signore. Davide incaricò Joab, questo generale che era del suo esercito, a fare questo censimento, e notiamo come Joab non era contento di questo comando ricevuto da Davide, no? Perché capiva che Dio non l'avrebbe apprezzato. Questo uomo che scendeva in battaglia insieme a Davide capiva che se non era per Dio che combatteva, quelle battaglie erano assolutamente perse. E tentò di far cambiare idea al re, ma il comando del re prevalse, fu ubbidiente. Da qui comprendiamo come dobbiamo imparare ad ascoltare anche i consigli. Dobbiamo ascoltare i consigli, perché a volte veramente sono da parte del Signore, a volte no, ma a volte sono da parte del Signore. Se Davide avesse ascoltato il consiglio di Joab, non si sarebbe macchiato di questa colpa, né il popolo avrebbe pagato. Joab fa questo censimento, lo consegna al re, abbiamo letto i numeri, grandi numeri, e tralascia, non ce la fa proprio questo Joab a fare il censimento di Levi e Beniamino, 2 tribù li ha lasciati perché proprio non ce l'ha fatta. Gloria al Signore. Poi abbiamo letto questa cosa di spiacque a Dio, il quale colpì Israele. Mi chiedo, ma perché colpisce Israele? Se ha sbagliato Davide, perché colpisce Israele? Perché è molto probabile che la maggior parte del popolo abbia appoggiato la decisione di Davide del censimento. Quando si appoggiano delle decisioni sbagliate, si è uguali a chi ha preso la decisione, se non si prendono le distanze. Joab, tuttavia Joab sapeva che Dio non avrebbe approvato e che quella decisione avrebbe trascinato il popolo a peccare con il suo re. Gloria a Dio. Amen. Succede quello che è inevitabile, perché il peccato viene perdonato da Dio, però c'è una conseguenza al peccato, e quella Dio non la cancella. Il peccato viene perdonato, ma al peccato c'è una conseguenza, e Davide doveva comprendere le conseguenze che sono derivate dal suo peccato. A volte è duro il Signore? Non lo so. So che è giusto. Amen. E Davide stesso lo riconosce quando, di fronte all'offerta che gli fa Dio, sceglie 3 cose, no? Abbiamo letto. O 3 anni di carestia, o 3 mesi durante i quali i tuoi avversari facciano scempio di te
e ti raggiunga la spada dei tuoi nemici, oppure 3 giorni di spada dell'Eterno, ossia di peste nel paese, durante i quali l'angelo dell'Eterno porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. Come risponde Davide? Che io cada nelle mani di Dio, perché la misericordia di Dio è grande e so che Dio avrà misericordia di me. E Dio decide, arriva la peste, tanta morte, Alleluia. Poi abbiamo letto che Dio mandò il suo angelo e mentre guardava Gerusalemme per distruggerla, l'Eterno volse su di lei lo sguardo, sulla città di Gerusalemme, e si pentì della calamità che aveva inflitto. Gloria a Dio. Dio è buono. Amen. Non è volentieri che permette a volte qualcosa di duro nella nostra vita. Abbiamo letto, poi si pentì, fu qualche giorno, non so quanto durò, poi si pentì e disse all'angelo: ora basta. Basta. Che bello quando il Signore dice basta. E a volte qualcuno desidera veramente: Signore, fa che cessi questa mia situazione, questa mia sofferenza. Di basta, Signore. Perché siamo consapevoli che al Signore basta una parola, vero? E tutto avviene, tutto cambia, tutto cessa, tutto si interrompe. Gloria a Dio. Alleluia. Davide prega al Signore, si umilia, riconosce la propria colpa. Davide confessò il suo peccato, si ravvide sinceramente e fu perdonato da Dio. Alleluia. Comunque il Signore, abbiamo visto, mandò in effetto la sua parola, il suo giudizio, perché, come abbiamo detto prima, il peccato produce sempre delle conseguenze. Dio è misericordioso, abbiamo accennato, poi basta, ritira ora la tua mano, ordinò all'angelo, basta morte, adesso è il momento della mia compassione. È così il Signore, a volte mostra la durezza, ma poi c'è sempre la sua compassione. E come dice il profeta, libro delle Lamentazioni, le sue compassioni non si sono esaurite, ma si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Gloria a Dio. Alleluia. Davide prega: sono stato io a peccare, ma il popolo. E poi il popolo chiama queste pecore che hanno fatto. Hanno seguito il mio ordine. L'origine di tutto il male sono io. Colpisci me, la mia casa, la mia famiglia, colpisci me, ma non queste pecore. Prevale finalmente l'amore di quel pastorello che era da fanciullo, chiamava le pecore del Signore. Capisce che si è inorgoglito. Basta, Signore, ho sbagliato. Fammi abbassare. Tu sei il Re, queste pecore sono tue. Amen. Il popolo è tuo, l'esercito è tuo, questa corona che indosso è tua, Signore, tu me l'hai data. Gloria a Dio. Questo pentimento piacque al Signore. E poi ordina, lì si trovava nell'aia di quest'uomo, Jebuseo, di Ornan, e dice a Davide di offrire lì un sacrificio. Quel luogo è particolare, perché poi da quel luogo, in quel luogo, Davide fa il progetto per la costruzione del Tempio. Non è lui ad iniziare, è Salomone, suo figlio, ma tutto parte da lì. In quel luogo era avvenuto qualcosa di speciale. La conversione, la riconversione di Davide, il perdono che Davide ha ricevuto, il fatto che è cessato il flagello che Dio ha mandato sul popolo, è qualcosa che è avvenuto e che va ricordato. Alleluia. E noi siamo qui questa mattina
anche per ricordare, non solo per offrire il nostro culto a Dio, ma per ricordare sempre quello che Egli ha fatto per noi. Amen. Amen, con gratitudine ogni volta vengo in chiesa, anche se sono sul pulpito, qua via del pulpito, sempre con gratitudine. E dico sempre dentro di me: grazie Signore, perché ti posso servire. Grazie Signore, posso amministrare la tua parola. Che onore, grazie Signore. Ma anche da semplice fedele, quando non ero pastore, mi ricordo: grazie Signore, posso stare nella tua casa. Grazie Signore, posso ascoltare la tua parola e farla mia. Tu mi parlerai, Signore. Grazie Signore. Alleluia. Ecco perché il Signore voleva che in quel luogo Davide offrisse dei sacrifici. Alleluia. Bello anche l'atteggiamento di Davide. Orna, ho bisogno di questo luogo. Mio re, prenditi tutto, tu sei il re di Israele, prenditi tutto. No, grazie, mi prendo tutto, ma ti pagherò tutto per il suo valore, perché io devo offrire qualcosa di mio, non qualcosa di tuo. E deve costarmi qualcosa offrire a Dio. Questo è un principio valido ancora oggi. Dobbiamo offrire noi qualcosa di nostro, non qualcosa che appartiene agli altri. È facile. È facile farlo, sì. E servire il Signore deve costare. Cosa deve costare? Tempo, forse, denaro, forse, non lo so, no? Solo quando vai a spostarti per le chiese, la benzina praticamente le macchine, forse è quella, ma ho sempre considerato la mia offerta, sempre per il Signore. Ti costa a volte allontanarti dalle persone care, perché non può esserci comunione, Tu desideri adorare il Signore e gli altri invece ti portano ad altre cose, no? E devi fare una scelta difficile, deve costarti qualcosa. Addirittura mi ricordo un verso che dice Gesù, delle parole che dice Gesù. Dice: chiama padre, madre, aggiungiamo fratelli, sorelle, non è degno di me. Questo non vuol dire che non bisogna amare i nostri cari, bisogna amarli, ma prima bisogna amare Dio. Amen. Prima Dio, prima Lui, e poi tutti i nostri cari che dobbiamo amare. Ma questo principio è valido. No, io non deve costarmi qualcosa. Lo ha fatto magari il ricco quell'uomo, non lo so, ma quello che ha preso, lo ha preso per offrire poi un olocausto a Dio. E Dio gradì quell'offerta. Come? Facendo scendere il fuoco dal cielo che brucia l'offerta. Gloria a Dio, ogni volta deve essere così. Quando offriamo qualcosa al Signore, la nostra vita, la nostra lode, la preghiera, l'adorazione, il fuoco dal cielo deve scendere sulla nostra vita. Amen. Amen. E bruciare tutto quello che deve essere bruciato. Amen. E purificare tutto quello che deve essere purificato. Perché il fuoco distrugge, ma anche purifica. Dipende dal materiale. È vero? Ci sono cose che vanno bruciate e che poi si perdono, e cose invece che col fuoco vengono purificate. Come? L'oro. Si purifica. E la fede è più preziosa dell'oro. Se sei un uomo pieno di fede, sei un uomo ricco. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Quel luogo divenne poi, andando avanti nei versi, nella lettura del capitolo 22, il luogo dove si costruisce il Tempio. Mi fa pensare come nulla è a caso. Nulla è a caso. Certi posti, certe situazioni, nulla è a caso. Amen. Se ci lasciamo guidare da Dio, Dio ci guiderà nei suoi sentieri. Non è un caso che siamo qui. Amen. Non è un caso che qui offriamo il nostro culto al Signore. Alleluia.
Qui ha stabilito, Signore, che noi stessimo e vogliamo stare qui, dove ci mette il Signore. Perché da qui il Signore stabilirà il suo Tempio, manifesterà la sua gloria. Alleluia, amen. Amen. Alleluia. Quindi quando riconosciamo che ci stiamo in qualche modo inorgogliendoci, vogliamo dire: Signore, abbassami, che tu cresca in me, Signore, e fa che io diminuisca. Amen. Amen. Una cosa che sembra veramente innocua è il nostro io, la nostra personalità. Il nostro nemico. È il nostro nemico, è uno strumento che il diavolo sa usare bene per portarci lontano dalla grazia del Signore. Dio non desidera dare la sua gloria a un altro. Dio non desidera dare la sua gloria né a me né a te, perché la gloria appartiene a Lui. Amen. Lui è Dio. Amen. E se vediamo qualcosa, qualche prosperità, se vediamo qualcosa che sta bene, vediamo i nostri occhi, diamo gloria a Dio. Alleluia, a Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia. Alleluia.